Ecco, arrivato all'aeroporto di Oslo, è l'una passata di notte, fra poco dovrebbe atterrare l'aereo con Cinzia. Incredibile il cielo, è ancora chiaro. Eccolo là, torre di controllo, e quello è il cielo. Non so se rende l'idea, la ripresa, fantastico. E più andremo a nord, più sarà chiaro. Mi ha mandato un messaggio un quarto d'ora fa che è atterrata. Stanno uscendo un sacco di persone, ma lei ancora non la vedo. Ma sarà atterrato in qualche altra parte, qualche altro aeroporto. Avrà sbagliato aereo sicuramente. Eccola, eccola, eccola. Cioè, pazzesco. Cinzia è arrivata finalmente. È comparsa. Sono le 2 praticamente di notte o del mattino e sta già albeggiando. Il cielo si è schiarito rispetto a quando l'avevo ripreso prima, quando sono arrivato. Però adesso abbiamo sonno, siamo stanchi e siamo incazzati. No? Perché è arrivato tardi l'aereo e andiamo a letto. Buonanotte A tutti. a tutti. Ecco, abbiamo preso il bus per arrivare in centro a Oslo, ma il bus si è fermato per un problema tecnico. Dobbiamo scendere tutti. Siamo arrivati noi. Siamo arrivati noi e si è fermato il bus. Ci mancavano tanto. Vabbè, continuiamo a piedi. Sì? Ecco, nel frattempo ha cominciato anche a piovigginare come era previsto. Stiamo cercando di andare a vedere la fortezza di Akershus. Vediamo se ci arriviamo. Siamo arrivati alla fortezza. Ecco, questa è la chiesa della fortezza. Quella che vediamo sulla schiena di Cinzia non è la gobba, ma è lo zaino che è sotto la mantellina. Dato che piove, visitiamo il castello all'interno. Dai, fotografa quei 2 manichini, così dopo ci mettiamo la faccia tua e mia. La cripta reale. Ecco, nel sarcofago di marmo bianco ci sono le spoglie di re Haakon VII. E invece nell'altro sarcofago di bronzo ci sono le spoglie di re Olaf V. Che non erano antichi re vichinghi, ma erano i re di Norvegia morti nel secolo scorso.
Vista anche la fortezza, adesso proviamo ad andare a vedere il Palazzo Reale, anche se sul sito tutti i posti disponibili risultavano già prenotati, ma magari in biglietteria qualche biglietto in più ce l'hanno. Eccoci finalmente arrivati al Palazzo Reale, dove c'è il re di Norvegia che si chiama, l'attuale sovrano è? Hakkinen V. No, Eminem VI. no, Vasco VIII. Vasco Rossi. Presumo che quella sia la fila per entrare. Quello è il cambio della guardia. Andiamo a vedere, dai, presto. Ecco, siamo in attesa del tour guidato in inglese all'interno del Castello Reale di Oslo. Purtroppo non si possono usare video, telefonini, niente, neanche fotografie senza flash. Infatti sto facendo questo breve video perché siamo in sala d'attesa all'ingresso, in attesa della guida, dopodiché non potrò filmare né fotografare null'altro. Ecco, visto anche il Palazzo Reale all'interno, purtroppo nessuna foto, nessun video. Adesso ha anche smesso di piovere. Chissà che rimanga così. Ecco, avevamo un languorino. Ci siamo fermati a mangiare qualcosa in questo ristorantino alla buona, non è una roba di lusso. Abbiamo pagato 66 euro di 2 cheeseburger, una birra e lei ha bevuto un tè caldo perché aveva voglia di qualcosa di caldo. Cheeseburger molto ben imbottito, con le patatine fritte anche, con le patatine fritte. E cipolla, vabbè. Salsa. Sì, è salsa. E il cheese. E il burger. Sono un po' caretti comunque, dai. Sono un po' caretti in Norvegia. È per quello che abbiamo scelto quasi dappertutto appartamenti con la cucina, perché ci facciamo da mangiare noi. Non vediamo l'ora di andare in cucina, in appartamento stasera per farci una bella spaghettata, aglio, olio e peperoncino. Viva l'Italia. Viva l'Italia! Ecco Cinzia che con passo deciso, attratta come le api al miele, ha visto quel negozio con scritto souvenirs e si sta piombando all'interno con l'intenzione di fare razzia di ogni cosa che troverà. Prendiamo la renna. La renna. Dai, lo smontiamo. Dopo la rimontiamo a casa. Come no? La renna, guarda la pelle di renna anche vendono. È un alce quello, Madonna, è grande come un cavallo. Ecco, io ho trovato l'adesivo da attaccare sulla moto, mentre Cinzia è un po' delusa perché non ha trovato la pallina c'è la pallina della Norvegia, ma lei vuole quella di Oslo specifica e non ce l'hanno, hanno solo quelle generiche in Norvegia. Fammi vedere bene dappertutto. È meglio che guardi bene, ma che non ti fai sfuggire l'occasione. Niente, non ci sono i troll, ma palline con scritta Oslo, niente da fare, ti devi rassegnare. La vorrei più piccolina, la voglio come dico io.
Oslo, capitale della Norvegia, 702.000 abitanti. Tutti bagnati come noi, come dei pulcini. Città, anzi quasi tutta super moderna, piena di grattacieli. Però adesso ci ha anche stancato perché abbiamo visto praticamente tutto quello di bello che c'era da vedere e abbiamo preso tanta acqua. Siamo stanchi e adesso rientriamo in alloggio. Una bella doccia calda e poi se mangia stasera aglio, olio, peperoncino. Ancora. No, tu la prima volta che lo mangi, io li ho già mangiati da solo. Vabbè dai, bella comunque, dai, anche Oslo. Siamo in partenza da Oslo, poi molto 7 minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia, direzione Stavanger 440 km, stavolta sono in compagnia perché dietro ho Cinzia, eccola lì, e strada facendo ci fermiamo a Stavanger a vedere la chiesetta di Mona bellissima. Questa è la chiesetta di Heddal, completamente in legno, risale al XIII secolo ed è la più grande chiesa conservata in legno di tutta la Norvegia, chiesa luterana. Cioè, mi chiedevo cos'era questa torre, adesso ho scoperto che è il campanile della chiesa. Varie incisioni di vandali vari, però questo è l'alfabeto runico, ci hanno messo il vetrino sopra per preservarlo, visti?
visto anche la chiesetta di Heddal. Non ho potuto riprendere col drone, ma recupererò qualche file video da internet. Adesso ci avviamo verso Stavanger, dove dormiremo questa notte e anche domani notte. Abbiamo altri 400 km circa. Che spettacolo, che bellezza, che strade, che paesaggi, e siamo solo all'inizio. Che bellezza, che spettacolo. E questo è niente, ma l'ho già detto prima forse, lo ridico, questo è niente rispetto a quello che vedremo. Qua siamo ancora nel sud, profondo sud della Norvegia, si sente dalla temperatura che ci sono adesso 20 gradi, un po' troppi. Eccoci qua in sosta logistica in mezzo al nulla, facciamo un po' di pipì, beviamo un po' di acqua e anche un caffè. Dobbiamo fare ancora 245 km. La moto non ne voleva più sapere di partire. Sembrava la pompa della benzina, stavo smontando tutto. Alla fine è ripartita, non so. Che Dio e Sant'Antonio ne manda buona. Che moto, Dio, si autoripara, pensa te. Forte sto ponticello di pietra, chissà quanto vecchio è. Perland Klopp 1867. Questo invece è Cinzia, mi sembra un Teletubbies. Eccoci a Stavanger, giornatina pesante, 550 km, tutta su strada di montagna quasi. Sono le 22 passate e sembra che sia le 4 del pomeriggio dalla luce che c'è. È ancora chiarissimo. Fiammetta parcheggiata davanti all'alloggio, oggi ha fatto i capricci, non voleva più saperne di partire. Temo che la pompa della benzina stia lentamente lasciando
questa vita terrena, a me basterebbe che durasse fino a Caponord. A me basterebbe che durasse fino a Caponord. E dopo da là, sì, meglio anche il ritorno, ma mi basterebbe arrivare a Caponord e poi in qualche modo si ritorna, dai. L'alloggio è questo, finora il peggiore che ho trovato, veramente squallido. Dentro la camera è ancora peggio. Adesso andiamo a vederla. Digita il codice. Che sono tuoi anni. L'unica cosa bella, diciamo che Cinzia non ha mai avuto un grande feeling con le serrature elettroniche. Devi rifare il codice. Dopo la birretta e il tavernello. Ecco, adesso apri, non aspettare domani, altrimenti si richiude. Sì che non va. Ascolta, ti reggi un attimo. Ci vuole sempre il maschio. Comunque questa è la loggia, serramenti completamente scrostati, soffitto con i calcinacci che vengono giù, un bagno che non so come ci si fa a muovere lì dentro, comunque in qualche modo si fa, dai, dobbiamo dormire solo 2 notti. Domani mattina sveglia all'alba e scalata al Preikestolen, il pulpito di roccia. Eccoci partiti da Stavanger, oggi è lunedì, cos'è, 24 giugno, stiamo percorrendo la strada che ci porterà al parcheggio per poi salire al Preikestolen. Attualmente siamo su una galleria sottomarina che attraversa tutto il fiordo, passa sotto il fiordo, è lunga 14 km e mezzo. Ci siamo quasi, manca 1,5 km alla base di partenza, al parcheggio. Bene, parcheggiata la moto al campo base, si parte alla conquista del Preikestolen. Sono 4 chilometri da qua, non sono eccessivamente difficoltosi, anzi per niente. È una passeggiata che può fare anche un bambino. Anche il Kaiser Però bisogna farla. Anche il Kaiser Jäger l'avevano detto. Anche il Kaiser Jäger avevano detto, la possono fare anche i bambini. In effetti avevamo incontrato dei bambini, ti ricordi? Sì. Ma però erano bambini alpinisti forse. Una bella scalinata di rocce, tanto per iniziare. Momento di pausa, finita la scalinata, c'è questo pianoro di roccia. Andiamo a vedere il paesaggio, dai. Cagnolino poverino. Io voglio che mi porti così.
250 metri, dai che ci siamo. Ultimi 100 metri, siamo decisamente fuori forma, una lingua che arriva fino a terra, ma ci siamo quasi, il panorama comincia a diventare mozzafiato, pazzesco, da brivido proprio. Che bello qua, da brivido proprio. Esperienza bellissima, da fare almeno una volta nella vita. Fantastico sto posto. Adesso piano piano torniamo giù alla moto. Un baratro di 604 metri. Arrivati al campo base abbiamo messo 2 ore scarse e 2 ore e mezza per salire e 2 ore per tornare giù, e se ce l'abbiamo fatta io e Cinzia, che in 2 abbiamo una gamba sana, perché io ho una tendinite su una gamba, il menisco rotto nell'altra, Cinzia ha anche il menisco rotto in un ginocchio, quindi se ce l'abbiamo fatta noi 2 ce la possono fare tutti. Bellissima esperienza. Sono le 17, adesso torniamo a Stavanger, parcheggiamo la moto davanti al nostro alloggio e andiamo a fare 2 passi in centro, dato che questi 8 km di montagna non ci sono bastati oggi. Va bene, tornati al nostro squallido alloggio, parcheggiata la belva, e lì davanti a fare la guardia, e adesso ci dirigiamo in centro a Stavanger, che non l'abbiamo ancora vista Stavanger. Andiamo a vedere com'è Stavanger. Stavanger è piena di hotel, ce n'è uno là, uno qua, uno di nuovo qua. Ma cosa si vengono a fare a Stavanger, che è pieno di hotel? Sarà una località turistica? Forse. Guarda che bella Stavanger. Attenzione che a Stavanger ci sono i coccodrilli.
Eccoci sulla torre di Stavanger, in cima alla collina che domina la città. Molto ha fame. Molto carino il centro di Stavanger, però siccome abbiamo fame, non solo te. Ma perché poi è tentatore? Ma Ci sì, sono profumi che sì, escono profumi, dappertutto. pieno di ristoranti, pieno di gente che sta mangiando. E niente, adesso rientriamo nel nostro alloggio, umile alloggio, e ci facciamo una bella spaghettata alle acciughe e cipolla. Avevo una fame che solo per me butterò 500 grammi di pasta. E 50 anche per me, ma 50. Solo? No, devo dire te ne tieni, mangi 4,50, così non apriamo un poco solo. No dai, Dopo io mangio 1,5 kg di pane, però va bene, doccio. va Faccio bene, 1,5 kg di scarpetta. va bene. Ecco, a Cinzia piacciono un sacco queste casette bianche in legno. Effettivamente sono molto carine. Infatti le sta fotografando tutte.